Le famiglie storiche dell'Amarone, 13 famiglie della Valpolicella che si sono unite e che producono queste uve dalle quali nasce l'Amarone, un vino molto importante, ambasciatore in tutto il mondo. La grandezza di questo vino spesso viene indicata nella pienezza, nel volume, nella potenza. In realtà non si ottiene solo con l'abbassimento delle uve, ma andando a esplorare quello che è il legame storico, profondo, intrinseco fra questo territorio e le uve che questo territorio rappresentano. Perciò non basta appassire delle uve per avere un grande Amarone, ma bisogna essere inseriti con queste uve in questo contesto. Oggi la degustazione sarà particolarmente interessante perché andiamo ad assaggiare i vini che compiono 10 anni di età. Questo perché l'Amarone dopo una decina d'anni, 10-12 anni, perde l'espressione più immediata, più legata semplicemente al frutto, ma comincia a mettere in luce quella che sarà davvero la sua potenziale espressione aromatica e gustativa. Tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi, sono aziende familiari, a gestione familiare, che hanno nel loro DNA la passione per questo territorio, la Valpolicella, una delle zone più importanti all'interno del panorama viticolo italiano, e l'Amarone, il suo vino più importante, più iconico, il quale vogliamo difenderlo a tutti i costi, preservarlo da una svalutazione, vogliamo difenderlo, e per questo ci siamo uniti nel 2009, inizialmente 10 famiglie, poi abbiamo aggiunto altri 3 produttori, quindi oggi contiamo 13 produttori, tutti della Valpolicella, tutti con uno spirito di internazionalità, chi più chi meno esporta il proprio Amarone in tutto il mondo, e insieme vogliamo a gran voce testimoniare questo territorio, questa zona e questo vino come uno dei vini più importanti del Veneto e dell'Italia intera.